Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera dobbiamo sintetizzarla in modo calcistico. Vita reale 1, rivolta sociale 0. Sì, bisogna dirlo perché cosa è successo? È successo che il presidente della terza sezione del TAR ha respinto il ricorso d'urgenza presentato contro la precettazione firmata dal ministro Salvini a proposito dello sciopero di domani, sciopero generale nazionale che non sarà più selvaggio, ma come da precettazione consterà di 4 ore. Poi ho visto che Attagadà Bombardieri ha detto che non è il loro ricorso, è un altro ricorso, non ha detta l'ultima parola, non so che strani azzeccagarbuglismi abbiano in mente, ma sta di fatto che se il TAR ha respinto questo ricorso è difficile a logica aristotelica vigente che ne accolga altri eventuali, diciamo, che hanno lo stesso contenuto. Quindi possiamo dire appunto calcisticamente vita reale 1, rivolta sociale 0. Perché? Perché il TAR ha certificato che in questo paese non è mai stato a rischio, per fortuna ovviamente, il diritto costituzionale di sciopero, come il mainstream landinesco ci dice da settimane. Ma erano a rischio altri diritti con la serrata totale, il blocco totale del paese che sarebbe andato in scena. Quisquiglie come il diritto alla mobilità, che peraltro è un refrain spesso quando si parla di mobilità dolce, mobilità sostenibile, quando suona bene. Quando è diritto alla mobilità rispetto allo sciopero indetto dai sindacati, ce ne si dimentica con nonchalance. Invece era in ballo il diritto alla mobilità, il diritto al lavoro, cioè al lavoro da parte dei lavoratori in carne e ossa, che magari non hanno la tessera della CGIL, come hanno alcuni lavoratori, molti pensionati, ma sono lavoratori in carne e ossa che spesso, come dire, che magari non hanno possibilità alternative enormi e che devono muoversi, spostarsi per seguire una giornata di lavoro, di fatturato, se sono autonomi e non garantiti, che è tutto un oceano umano che il sindacato, diciamo, alla Landini dimentica. Il diritto allo studio, anche perché studenti che si devono spostare da aree interne, e in generale il diritto a perseguire le proprie attività, la propria vita e spostarsi. Come dire, il TAR ha riconosciuto che questa mole di diritti non si può completamente ignorare in nome dello sciopero oltranzista. Non si può, anche perché che non sia in discussione il diritto allo sciopero è reso evidente dal fatto, come ha ricordato il ministro Salvini, che da quando si è insediato il governo ci sono stati 949 scioperi effettuati in Italia, e se stiamo ai trasporti, sostanzialmente la notizia ormai è quel venerdì senza sciopero, cioè quando non c'è il weekend lungo è una buona notizia. Sarebbe una prassi del vivere civile, invece è diventata una buona notizia. Salvini giustamente ha rivendicato il risultato, quindi diritto allo sciopero sì, ma anche diritto al lavoro per la stragrande maggioranza degli italiani, perché poi la maggioranza silenziosa, operosa, lavoratrice è quella lì, sarebbe stata la danneggiata in primis dal blocco totale del paese. Quindi il sindacato che diciamo abdicando alla propria storia sta ormai perpetrando un abuso sistematico dello sciopero, perché come abbiamo ricordato il padre del sindacalismo italiano Giuseppe Di Vittorio diceva che nel servizio pubblico lo sciopero deve essere un'estrema ratio molto ponderata, e invece ora ci sono i teorici della rivolta sociale, per cui bisogna aizzare, scioperare a oltranza, rendere palese che il sindacato è un organo politico di opposizione al governo di centrodestra in nome della rivolta appunto sociale, rivendicata da Landini più e più volte nei salotti televisivi amici che non le hanno mai fatto notare l'enormità dell'espressione. Ebbene, oggi vita reale 1, rivolta sociale 0, ed è un'ottima, ottima notizia. Grazie a tutti, a domattina.